Questo è un tampone che è solo un tampone nasale, che quindi mononarice. Ok, adesso procediamo all'esame. Sono stati forniti i primi 50 kit di tamponi che abbiamo ritirato 3 settimane fa. Da allora abbiamo iniziato a eseguire circa una quindicina di tamponi a settimana per medico, quindi siamo circa oltre 150 tamponi. Al momento abbiamo disponibili a disposizione solo i tamponi nasofaringei per la ricerca dell'antigene. Non abbiamo ancora a disposizione dei kit per eseguire la ricerca dell'RNA virale. Lui è Enrico Peterle, medico di base che annuale nella provincia di Venezia, insieme agli altri 4 colleghi dello studio, più e meno giovani, esegue tamponi in ambulatorio già da 3 settimane. Dal momento in cui ha sentito la chiamata, prima ancora che si parlasse di un compenso aggiuntivo per questo tipo di prestazione, chiamata a rispondere ad un'esigenza crescente sul territorio. Penso che eseguire i tamponi sia comunque una cosa che viene fatta al di là del problema della retribuzione. La retribuzione serve a coprire chiaramente dei costi che ci sono nella sanificazione, ma soprattutto penseremo di utilizzarla per avere maggiore personale. Abbiamo bisogno di più personale, di un potenziamento dell'offerta ai nostri cittadini che hanno bisogno di noi in questo momento. Organizzazione complessa delle entrate con l'ausilio di prenotazioni telematiche per permettere di svolgere il tutto in sicurezza. Al momento con la nostra organizzazione, con i nostri spazi, i nostri tempi, perché noi qui abbiamo in corso una campagna vaccinale, abbiamo in corso tutta una serie di attività ordinarie, quindi continuiamo a seguire i pazienti sia qui che a domicilio e pertanto diciamo che se i volumi dovessero aumentare nelle prossime settimane, forse gli spazi non saranno così più adeguati, ma al momento riusciamo ancora a organizzarci. Infine una raccomandazione ai pazienti. Abbiamo avuto invece un problema di una gran parte dell'utenza che ha accolto l'obbligo di fare il tampone come un diritto ad eseguire il tampone senza l'appropriatezza clinica. Ricordiamo che è sempre il medico che decide di fare o non fare il tampone.